Eccoci al punto, eccoci a Friuli. Benvenuto al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piermauro Zanin. Benvenuto. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, allora Presidente, siamo a fine anno, quindi è chiaro che dal punto di vista della Presidenza del Consiglio di una regione autonoma come la nostra, bisogna anche vedere che anno è stato, no? Dopo stress di pandemia, recessione, insomma è stata una stagione complicata che però mi pare che è stata governata a dovere e avete fatto quello che avete potuto fare, ma l'avete fatto, diciamo così, con un piglio nuovo, mi pare, perché avete risposto un po' alle varie esigenze, no, Presidente? Sì, diciamo che il 2022 è un anno che possiamo classificarlo come un anno nella quale si è dimostrato sul campo la forza di resistenza e di resilienza della comunità regionale. Dico questo perché in un anno complicato, dalla fine della pandemia ai problemi energetici che sono cominciati addirittura nel 2021, la guerra, tutte le difficoltà. Comunque è stato un anno nel quale il sistema produttivo, i lavoratori, le lavoratrici, le comunità della nostra regione hanno comunque diciamo, lavorato molto bene, hanno dimostrato di avere una grande capacità, perché i dati macroeconomici lo testimoniano, cioè siamo la regione in Italia che ha avuto in questo anno tra gli export maggiori, un incremento del PIL addirittura del prodotto interno lordo, della creazione di ricchezza, 3 milioni in Italia, l'Italia già 3 milioni d'Europa, meglio della Francia e della Germania. E questo di fatto si è concretizzato visto che noi siamo una regione tutto autonomo, quindi speciale, quindi una parte delle risorse, delle tasse che vengono pagate dai nostri cittadini rimangono a disposizione della regione, che poi le riversa sulle famiglie e sulle imprese della nostra regione, e dico è stato un anno ricco anche dal punto di vista delle risorse. Basta pensare che nel 2022 noi abbiamo fatto 2 assestamenti di bilancio che hanno, diciamo così, per una somma complessiva di oltre 1 miliardo, e che per il 2023 l'ultima finanziaria approvata qualche giorno fa ha un budget che supera i 5 miliardi, siamo ai 5 miliardi e 80 milioni. Cioè, questo dimostra che il sistema produttivo, il sistema dell'impresa, del lavoro della nostra regione ha lavorato bene e ha dato, diciamo così, delle risorse importanti. E questa, poi è chiaro, durante il 2022 è stato un anno che è cominciato personalmente con una bellissima esperienza che è stata quella dell'elezione del Capo dello Stato nel gennaio del 2022, insieme al Presidente Fedriga e al Presidente Bolsonello, no, per la minoranza, abbiamo rappresentato la nostra regione insieme ai deputati e ai senatori nell'elezione del Capo dello Stato. E mi ricordo che insomma in quel periodo lì c'era la stretta del Covid, c'erano i tamponi, c'erano i vaccini, c'era il Green Pass, c'era una situazione sicuramente di grande complessità. Eppure in questa complessità siamo riusciti in qualche modo ad avere queste risorse e a distribuire sul nostro tessuto economico e sociale questa enorme mole di risorse. Ecco, Presidente, quante leggi dal suo punto di vista, quelle che hanno inciso molto quest'anno, perché ne avete approvate alcune molto interessanti, mi sembra, no? Ma diciamo che sicuramente una, diciamo, legge importante è stata la legge sulla famiglia. Era uno dei capisaldi del programma elettorale di questi 5 anni. Abbiamo fatto un testo unico, siamo intervenuti con la dote famiglia, con l'inserimento di una serie di risorse fino a 500 euro per figlio alle famiglie, che possono essere utilizzate per sostenere le spese di scuola, di studio, di sport per i figli. Ma questo insieme al fatto che abbiamo reso insomma, la possibilità dell'accesso agli asili nido con contributi per le mamme e i papà che possono portare i loro figli in asili nido quasi fino al completamento della retta che devono pagare, anche una serie di investimenti per il lavoro delle donne che gli consentisse, attraverso, diciamo così, dei contributi finalizzati all'impresa, a poter conciliare il tempo lavoro. Quindi sicuramente quella della famiglia è stata una legge importante, insieme a quello il testo unico che abbiamo fatto sulla disabilità. Abbiamo fatto, dopo tanti anni, abbiamo preso in mano, anche grazie alle associazioni dei disabili, una legge quadro che ha affrontato da tutti i punti di vista
questo problema, sostenendo sia le famiglie, sia il privato sociale, sia l'associazionismo, e creando sul territorio anche una rete di risposte locali, in modo da affrontare il problema della disabilità, non istituzionalizzandolo in centri magari ospedalieri o lontani da dove c'è il bisogno, ma direttamente nelle comunità che devono affrontare, essendo in qualche modo al fianco delle famiglie per questa iniziativa. Quindi diciamo famiglia, disabilità, oltre tutta una serie di grossi investimenti di legge, molte volte approvate all'unanimità, che abbiamo fatto nel corso del 2022 a sostegno del sistema produttivo, quindi contributi per l'abbattimento dei costi energetici, contributi credo d'imposta per quanto riguarda gli investimenti per le imprese, sul fotovoltaico, sulla transizione digitale, cioè abbiamo fatto insomma una serie di interventi molto importanti per sostenere il sistema produttivo, e credo che una parte anche dei risultati economici che dicevo prima siano frutto anche di questo sostegno importante e deciso che ha fatto la Regione. Ecco, senta, lei ha avuto anche qualche soddisfazione in Europa, no? Perché mi pare che ha assunto anche delle responsabilità importanti che ricadono anche a beneficio della nostra regione, no, Presidente? Sì, diciamo che ho potuto toccare con mano, facendo parte del Comitato delle Regioni, che è la quarta istituzione europea dopo il Parlamento europeo, dopo la Commissione europea e dopo il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. Il Comitato delle Regioni è il comitato consultivo a cui tutto il sistema europeo si rivolge per avere un parere da parte dei rappresentanti eletti delle regioni e delle città. Un organismo che diciamo, rappresenta oltre 1 milione di eletti in Europa. Io ho avuto la fortuna di essere nominato, di far parte della commissione CIVEX, che è la commissione che parla di governance, rapporti istituzionali, diciamo così, relazioni internazionali, e di questa commissione proprio nel corso del 2022 ho avuto l'onore di essere nominato vicepresidente vicario. E partecipare a questi organismi consente di capire, questo ho capito io fino in fondo, che l'Europa è diciamo così, un riferimento importante e necessario per le nostre realtà, per poter contare qualcosa sugli scenari mondiali. Però più che l'Europa degli Stati, che molte volte naufraga le proprie scelte sull'egoismo dei singoli Stati, per cui magari c'è un interesse generale che però viene limitato dall'interesse dello Stato, e visto che in Europa le istituzioni devono votare all'unanimità, molte volte le scelte importanti non vengono perseguite proprio perché c'è una difesa del nazionalismo da parte degli Stati. Io credo che proprio il Comitato delle Regioni dimostri come invece i livelli inferiori, regioni, città, comunità, possono lavorare invece in maniera trasversale, perché hanno interessi. Io, se penso al Friuli Venezia Giulia, interessi con la Carinzia, interessi con la Slovenia, con la Croazia, e con quelle comunità che è molto affine dal punto di vista anche identitario e culturale si può lavorare molto bene. Quindi a quel punto non c'è più l'egoismo dello Stato, ma si può trovare realmente un interesse per il bene delle proprie comunità. E quindi credo che insomma da quel punto di vista dell'esperienza posso dare, c'è un futuro per l'Europa se l'Europa saprà parlare la voce delle autonomie locali, delle comunità e delle regioni. Ecco, senta Presidente, il rapporto tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, perché dai giornali oppure dai resoconti, insomma, chiaro, si mette in evidenza sempre le cose più salienti, magari quelle più incisive, eccetera. Com'è il clima in No, Consiglio? diciamo che in questi anni, insomma, che sono stati anni difficili, devo dire, ho trovato grande disponibilità da parte di tutti i gruppi regionali a lavorare in sinergia. Tenete conto che nonostante la pandemia il Consiglio regionale ha sempre lavorato in presenza, tranne una seduta proprio nel momento in cui c'era il lockdown più duro. Quindi c'è stata una assunzione di responsabilità, e questo ha consentito di approvare per esempio gran parte delle norme relative al sostegno per uscire dalla crisi pandemica all'unanimità, sia quelle rivolte alle famiglie, sia quelle rivolte alle associazioni, sia quelle rivolte alle imprese. Quindi su questo tipo, cioè la Regione ha lavorato come un corpo unico, perché l'interesse era quello generale di dare una risposta ai nostri concittadini. Abbiamo lavorato molto bene anche sulle regole, perché ricordo che proprio tra le altre cose importanti durante questo mandato abbiamo approvato sia la modifica del regolamento del Consiglio, quindi le regole che sono state approvate alla unanimità, per dire che si è trovato un modo comune di gestire il Consiglio regionale nel futuro, ma la cosa più importante, anche all'unanimità abbiamo approvato una legge che dà più autonomia al Consiglio nei confronti della Giunta, cioè il Consiglio ha acquisito gradi di libertà per cui su alcune partite importanti, la gestione del personale, le relazioni e anche, voglio dire, una certa diciamo, incisività rispetto alla costruzione delle norme e come le norme devono essere
fatte, cercando di diciamo così, farle nel miglior modo possibile, semplice, che non siano delle norme complicate, che siano organiche, che in qualche modo delegifichino, portino a una diminuzione del numero delle leggi. Ecco, questa norma sull'autonomia della regione, del Consiglio regionale, è stata approvata all'unanimità, e questo insomma avrà come obiettivo, come ho detto prima, un percorso di semplificazione, e credo che su questo insomma, ecco, si sia lavorato molto bene come Consiglio regionale. Poi è chiaro che nelle scelte calate sul territorio ci sono visioni diverse, come è giusto la maggioranza porta avanti l'attuazione del suo programma, e come dico l'ha fatto con norme importanti. La minoranza, oltre che controllare, diciamo, cerca di incalzare rispetto a quelle che sono magari le questioni che loro portano avanti. No? Ecco, Presidente, molti comuni, intervistando i suoi ex colleghi, lei è stato anche sindaco, per cui capisce bene le problematiche, stanno combattendo con meno personale, qualcuno va in quiescenza meritata naturalmente. Ci sono questi concorsi di turismo concorsuale, uno fa un concorso da una parte, poi aspetta e vuole magari migliorare, eccetera. Ci sono meno risorse. Ecco, cosa fare? Tornare a unire i comuni, fare qualche switch di personale tra regione, insomma, qualche idea, Presidente? Ma diciamo che partiamo dalle cose fatte. Un grosso risultato, sempre nel 2022, è stato l'approvazione dell'autonomia fiscale per i comuni. Siamo riusciti come regione, concordando con lo Stato, grazie al lavoro della paritetica, a portare a casa la responsabilità, la competenza primaria proprio sul sistema dei tributi. Abbiamo fatto una norma per cui sull'IMU, per esempio, sull'imposta municipale unica che i comuni applicano, adesso diciamo così, la possono fare in maniera molto più autonoma, molto più diciamo così, finalizzata ai propri interessi e meno vincolata alle norme nazionali. Questo dà maggiore autonomia non solo alla regione ma agli stessi comuni, che possono fare un certo ragionamento. È chiaro che il sistema dei comuni, che è stato molto sostenuto in questi anni da parte della regione con le concertazioni, cioè con la possibilità di finanziare progetti di infrastrutture, concertandoli con la regione e trovando insomma quelli che sono realmente utili per l'intera comunità, dove abbiamo investito nel corso di questi anni oltre centinaia di milioni di euro a favore dei comuni. Questa attuazione di questa programmazione di infrastrutture molte volte, come dicevi tu, si scontra con la mancanza di personale. C'è un problema su questo, abbiamo attivato una serie di concorsi. I concorsi, bisogna dire che li stiamo facendo, però ecco, non trovano più quell'appeal che una volta aveva il posto pubblico, non ha più quell'appeal, non ci sono tanti partecipanti, insomma c'è una certa difficoltà su questo. Come rispondere a questa problematica? Sicuramente continuando a fare concorsi e spingendo, diciamo, i giovani e le giovani della nostra regione comunque a intraprendere una carriera amministrativa di questo tipo, che dà anche tante soddisfazioni, ma anche su una riflessione rispetto alla relazione tra i comuni. La proposta che faremo all'inizio del prossimo anno sarà proprio quella dell'istituzione di nuovo di organismi di area vasta, quindi riintrodurre qualcuno delle province che possono sottrarre ai comuni una serie di diciamo, incombenze che oggi non riescono a fare. L'altra, abbiamo cominciato a sostenere anche da un punto di vista finanziario la costruzione delle comunità, cioè noi siamo perché su base volontaria i comuni decidano come aggregarsi, la regione non può imporre nulla, e dobbiamo cercare di agevolare a far sì che loro su alcuni servizi si mettano in comune. Alcune comunità sono già nate, nella montagna sono nate, alcune anche nella zona della pianura del Basso Friuli sono nate, una nel Coglio sta nascendo, quindi bisogna dire che i comuni cominciano a ragionare mettendo insieme le risorse per trovare una massa di risposte comuni. Ecco, Presidente, siamo in chiusura di intervista, quindi magari un augurio ai nostri concittadini da parte della massima istituzione regionale, insomma, è ben vista, ecco, dai nostri telespettatori. Ma diciamo che ti ringrazio, è un motivo, insomma, mi dai questa opportunità per me molto, molto grata, ecco, di poter innanzitutto esprimere i sensi della gratitudine del Consiglio regionale, mio personale, nei confronti delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, che insomma insieme a noi hanno affrontato mesi difficili, hanno fatto con grande dignità, con grande capacità di risposta, con grande solidarietà, e questo testimonia ancora una volta i principi fondamentali della gente di questa regione, che è gente che pensa più al fare che al chiedere. Quindi un grazie per quello che c'è stato, e l'augurio è di un Natale che porti tanta serenità e diciamo così, una riflessione complessiva sui veri valori della vita, che sono quelli
della solidarietà, del bene comune, cioè dobbiamo ritornare a questi valori umani che sono valori fondamentali. E poi la speranza è quella che il 2023 sia finalmente un anno nel quale gettiamo alle spalle le difficoltà e guardiamo a questa nuova alba di un Friuli Venezia Giulia che secondo me può ancora giocare un ruolo fondamentale nel futuro non solo del Paese ma anche dell'Europa, e questo grazie alla grande tradizione, alla grande identità, al grande sentimento che la gente friulana ha, e quindi ancora a tutti auguri di serene feste, di buon Natale e di uno straordinario 2023. Bene, grazie Presidente, naturalmente alla Grazie a voi. prossima. Grazie ancora.